Questa è la quarta puntata dei miei video e in questa puntata parleremo dei cassonetti. I cassonetti sono tutti odiati come secchi di immondizia, sono sporchi, invece qualche buone cose ce l'hanno. E andremo a scoprire che cose buone ha il cassonetto. Per esempio, guardate l'attaccatura dei cassonetti. L'attaccatura dei cassonetti, questa è una plastica buonissima. Questa plastica, con 10 kg di questa plastica, costa sopra i 50,90 €. Guardate i cassonetti, guardate. Un cassonetto. Voi vedete sempre come uno sporco cassonetto, ma lo sai quanto costa un cassonetto? Più di 250 €. Praticamente il cassonetto ci si butta la monnezia. E la gente ci scrive pannolini, ma in realtà questo non è un cassonetto di pannolini, perché se andiamo a vedere che c'è dentro non c'è pannolini. Poi cassonetto, vedete? Guardate, ci sta le piante qui dentro, le piante, qui vedete qua, ci sta le piante, cioè qui nasce le piante e vabbè. Un cassonetto, l'impronta del cassonetto, come si cola, praticamente ci stanno degli stampi che si cola al cassonetto. Questi cassonetti sono stati portati qui dalla Finlandia e la Finlandia ce li ha portati con l'aereo. E dalle sole è venuto l'aereo e l'ho messo qui proprio vecchissimo. Guardate questo cassonetto. Cioè, i cassonetti del vetro, che c'è sto buco che si apre. Ma che cazzo serve sto buco che si apre così? Tutti, come ne butteranno sul vetro, lo apriranno tutti. E non lo butteranno qui, perché qui il vetro fa fatica a entrare. No, si apre. Le ruote in cassonetto io. Con le ruote in cassonetto ci si fa una ruzzola è molto preziosa, no? Una ruzzola. Però vi ho spiegato i cassonetti. Ci vedremo dopo nel prossimo video. Ciao a tutti.